nel segno della continuità, per proseguire nel lavoro che ha definito ottimo del suo predecessore Giuseppe Bisogno. Si è presentato così questa mattina il nuovo questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, 55 anni, nativo di Catania, proveniente dalla questura di Crotone. Ha preso il posto di Bisogno, che oggi ha assunto il nuovo incarico di capo della Polizia Stradale Nazionale a Roma. Il questore Finocchiaro come primo passo ha incontrato il vicario Paolo Sirna, i dirigenti, i funzionari, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali di polizia e gli agenti in servizio nella questura di Piazza Vittorio Emanuele. Conosce in parte le problematiche della provincia agrigentina, anche se conosce assai bene quelle legate all'immigrazione. A Crotone mi arrivavano i clandestini, gli extracomunitari, i migranti che sbarcavano a Lampedusa, e alcuni, non tutti naturalmente, li portavano al CDA Cara di Crotone. Quindi sono problematiche dell'immigrazione che io ho dovuto affrontare appunto, soprattutto in quest'ultima esperienza precedente a questa, quella di questore di Crotone. E qui Lampedusa, diciamo, è al centro dell'attenzione nazionale per queste problematiche. So che comunque c'è un meccanismo ben rodato ormai da anni, ci sono del personale che si occupa, per quanto riguarda la polizia, le forze di polizia, che si occupa da tempo di queste problematiche, quindi in qualche modo c'è un buon meccanismo che funziona quasi in automatico. Evidentemente ci sono dei momenti particolari in cui il flusso è maggiore e le problematiche sono maggiori e quindi li dobbiamo affrontare, però anche su questo ho visto che c'è una struttura che funziona, che lavora bene, e quindi cercheremo sempre di migliorare, perché migliorare è sempre possibile, però già siamo in un ottimale livello di funzionamento. Ma che segnale vuole lanciare ai cittadini agrigentini? Abbiate fiducia nelle istituzioni, abbiate fiducia nelle forze dell'ordine, nella magistratura. Là il solito invito alla collaborazione che non ci stancheremo mai di ripetere, è importante, importantissimo, e anche su questo piano sono sicuro che avremo risultati ottimali.